Momento storico per l'Italia e il Veneto con la firma della preintesa sull'autonomia differenziata. A Palazzo Chigi a Roma il sottosegretario Gianclaudio Bressa, originario di Belluno, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, ha sottoscritto con i 3 presidenti di Lombardia, Maroni, Emilia-Romagna, Bonaccini e appunto Veneto, Zaia, un documento che spiana la strada al percorso sancito a livello popolare dal risultato del referendum del 22 ottobre. In particolare il dibattito riguarda 5 specifiche materie, anche se si tratta comunque di un primo passo per definire le nuove competenze di Stato e Regioni, avendo focalizzato l'attenzione sulla questione, tanto cara al governatore Zaia, dei costi standard e chiarito il ruolo della commissione paritetica, che assume un ruolo cruciale della gestione del nuovo percorso, raggianti inevitabilmente i diretti interessati. Una giornata super storica, direi che è un grande obiettivo, il punto di partenza, un punto solido, abbiamo messo i piedi sul terreno solido e da qui non si può che andare avanti, non si torna indietro. Abbandonata la spesa storica, si fa bisogni standard, con partecipazione su più aliquote e tributi, le 23 materie, quelle previste dalla Costituzione, e poi ovviamente la costituzione della Commissione paritetica, che è un'istituzione che già esiste nelle province autonome di Trento e Bolzano. È un passo in questa direzione la volontà di applicare la Costituzione dopo 70 anni dalla sua approvazione. Sono 70 anni che è stata approvata la Costituzione repubblicana, 17 anni dalla modifica del titolo V e oggi finalmente possiamo dire che abbiamo posto una pietra miliare in questo percorso. Adesso il prossimo passaggio, Presidente, è il Parlamento che deve approvare. No, il prossimo passaggio sarà l'aprire i tavoli sulle 18 materie rimanenti. Noi abbiamo 5 tavoli già aperti che non si dichiarano conclusi ma semplicemente aperti con già delle risultanze. Sono per la sanità, per l'istruzione, per l'ambiente, per il lavoro e i rapporti con l'Europa. Continueremo il lavoro anche su questo fronte, aprire gli altri 18 tavoli e quindi poi chiudere l'intesa. Si è definito che l'intesa che andremo a portare in Parlamento sarà un'intesa che dura 10 anni, poi verrà rinnovata e ci sarà un tagliando all'8° anno.